Ben ritrovati in questo nuovo video intervista FIAIP Veneto. In qualità di delegato regionale al marketing, oggi do il benvenuto al presidente nazionale Giambattista Baccarini. Allora, caro presidente, il Veneto ha investito nell'ultimo anno e mezzo molte risorse nella connessione dei territori e quindi nel cercare di dare parola sempre più profonda agli associati. A tuo avviso, quanto sono importanti in FIAIP i valori della connessione e della relazione tra i colleghi? I valori della connessione e della relazione tra i colleghi sono valori fondamentali per la nostra federazione, direi per tutte le associazioni a mio parere, ma in particolare per FIAIP, che è l'associazione degli agenti immobiliari, dove la collaborazione e la relazione tra i colleghi è fondamentale anche a livello professionale. Sicuramente abbiamo un grande problema legato alla relazione e alla collaborazione tra i colleghi in generale, parlo come categoria, perché sappiamo bene è difficile collaborare, è difficile relazionarsi in generale tra persone, ci sono criticità, no, nell'ambito familiare, criticità nell'ambito professionale, nelle amicizie, figuriamoci appunto quando si deve, tra virgolette, collaborare a livello lavorativo. Quindi credo sia molto importante che il ruolo dell'associazione, appunto della federazione, dia comunque gli strumenti per facilitare appunto la collaborazione, la connessione tra i colleghi ai vari livelli. Noi su questo, come ben sapete, abbiamo nella nostra area MyFIAIP un'area dedicata, si chiama Business Square, quindi una sorta di piazza dove diciamo, i colleghi tra di loro possono interloquire, possono offrire lavoro, oppure chi cerca dei colleghi per implementare appunto la collaborazione, inserire degli immobili, e nello stesso modello professionale una FIAIP, che è il modello, come sapete, che la federazione ha condiviso e messo in atto, è già diventata prassi di riferimento presso l'UNI, l'Ente Nazionale Normazione, già dal 2018, e sta completando l'iter per diventare norma. L'ultima riunione c'è stata proprio il 23 giugno, quindi entro fine anno con grandi probabilità diventerà norma questo modello di lavoro, che prevede 4 fasi, tra cui una di queste, la terza, è proprio la collaborazione sicura garantita tra colleghi attraverso quella preventiva raccolta e controllo documentale relativo all'immobile, che consente poi, tramite un incarico in esclusiva, di avere il pieno controllo e poter garantire una vendita sicura e armoniosa.